Buondì, per un'altra trasmissione dentro la nostra dente si ci torna qui in riva al lago di Valesela. Qua sullo sfondo si può vedere l'isola, onde che tanti anni fa, circa una decina, gli stati fatti dei ritrovamenti archeologici importanti. Comunque, sta bella storia se la farò contare da Domini, che è l'Indiana Jones di questa isola e che l'ha fatto ultimamente ritrovamenti importanti. Buondì, io sono Domini da Domei e praticamente del 2000 e a girare all'isola a fare dei giri a vedere se era qualcosa attinente alle leggende del paese di Valesela Vecchia, che diceva che sul col dell'isola l'era un castello, che diceva che alla fine a metà del 1800 un incendio aveva bruciato tutte le case di Valesela che gli era di lì, e invece aveva praticamente raccolto tutte le pere del castello che era su in cima al col dell'isola per fare il rifabbrico del paese vecchio di Valesela, e l'ha fatto un pere. Io fin da boccia gliene ho conosciuto queste storie che mi piaceva, mi affascinava parecchio. Del 2000 una buon'ora, un sabato buon'ora, che era il tempo malaccia, non sapevo cosa fare, e ci passo sul cian e ho detto fammi un giro io all'isola. Praticamente era bello una quindecina di anni che avevo passione di archeologia e che ho conosciuto anche i reperti archeologici che c'è in questa zona centro Cadore. Al primo giro che mi fa su insieme all'isola e mi rendo conto che al col dell'isola, onde chi chiama il col delle piazze, era l'ora a partera, era delle piazzole scavate che darebbe un'immagine abbastanza reale, che poteva essere secondo me delle piazzole create per il contenimento del castelliere, del castrum. La mi attaccava, ha dato a pensare e ho detto, e me ho domandato a qualcuno che sappia di me, che è bello conoscere qualche archeologo di pianura famoso, che dopo gli interpellato e mi ha detto sì, Domini, ti ha ragione. Quando torno un drio col cian, sempre che la lì, lui a metà fra l'isola e Valesela Vecchia, e mi dà al goio per terra e vedo onde che il lago aveva scavato del terreno, vedo una macchia dei cerboi che ne ha fuori. Mi sbasso un attimo, va un'occhiata e vedo anche le pere bruciate e dei tocchi di vasellame di ceramica. E avevo bello visto, era ceramica romana. Vado in là e tacco, vede per terra qualche moneta romana, qualche fibula interessante. Noi Tociania, pieno a casa, ho avuto un curiosità che la sera avevo una riunione a Cialou su una biblioteca dell'Otto con i miei amici del gruppo archeologico. Dico, Tosato, guarda che io sull'isola e dei reperti in superficie, io non gli ho tocciato, me che siamo nella sovrintendenza e Padova che li raccoglie e che li porta a Padova a vedere cosa che tutte quante in botta si interessano, anche perché nessuno aveva mai città all'isola, forse perché chi aveva guardato onde che non Corea. Allora questo fa pensare che una volta là, anche che il posto era già dei primi laboratori artigianali che costruiva vasellame, che costruiva... Certo, perché ringraziando l'Enel e ringraziando la sovrintendenza di Padova ne ha dato l'Enel un tot di fondi da spendere a fare dei saggi di scavo. Il primo saggio di scavo che l'avevamo fatto mirato, in una zona onde che il lago mangia poco. E da là avevamo gli attaccati della sovrintendenza alla fondazione Petra, che scava Braitosat, proprio archeologi con la maiuscola, gli attaccati dei tocchi delle cupole, che le cupole darai da pensare a cupole da forno. Molto interessante perché noi fin qualche anno fa pensiamo che la ceramica e tutta l'oggettistica in centro Cadore la fosse portata dalle pianure, e invece se effettivamente Stan, penso del 2010, che fa la fine del saggio di scavo, viene fuori che dei forni per la cottura della ceramica, è specifico che la ceramica che avevamo città sull'isola è di tipo Auersberg, che è un tipo di ceramica che fa bello del primo secolo a.C., molto interessante, indicherà che non solo Valesela Vecchia aveva bello una piccola fabbrica 2000 anni fa. Allora, innanzitutto gli oggetti che avevamo città fino adesso e che avevamo raccolto e tutto oggetti del periodo imperiale romano, cioè oggetti che parte già dall'anno 0
e che va fino al IV secolo d.C. Molto importante perché nel IV secolo d.C. con le leggi di Teodosio Imperatore gli hanno abolito tutti i culti ariani e gli hanno fatto il cristianesimo come religione di Stato, quindi tutti i culti e le zone pagane le hanno distrutte, una vera e propria caccia alle streghe per questi 4 pagani che starebbero su casa noi, che gli ha da abbandonare le antiche religioni pagane e gli ha da fare il cristianesimo. E questi sono gli oggetti che c'è noi. Secondo me io mi sono fatto una teoria che per me è anche pratica. Allora, Domeie c'ha il nome da 2 miglia, è imposto che effettivamente è il nome del secondo grado, perché vuol dire che Domege, sempre secondo me, era un paese a 2 miglia di distanza da qualcosa di grosso. Qualcosa di grosso cosa poteva essere? Sicuramente una mansio romana. Le mansio romane erano le zone onde che alla sera si fermava i romani con le legioni e i pernottea. Però le mansio, le legioni starebbero al di fuori delle mansio. Le mansio era un vero e proprio, se può dire, agriturismo di allora, onde che starebbero gli ufficiali di queste legioni e tutte le persone che avevano un grado superiore. I legionari si accampavano con le tende e invece gli ufficiali così dovevano stare più comodi, insomma, e gli aveva tutte le comodità. Una di queste comodità secondo me gli hanno allacciata anche perché l'isola effettivamente, vista con occhio antico, era tutto che deia fin l'Agole e l'era un tiro e fionda all'Agole, quindi sti ufficiali di legionari, chi voleva tutte le sue comodità benissimo, poteva partire dalla Mansio, che secondo me l'era insieme al col dell'isola, che anche Ciani del popolo, della storia del popolo cadorino ne parla, e sapete, gli all'Agole si metteva in versione su quelle che allora l'era sicuramente le famose terme. E là si passava un attimo il tempo, si rilassava un attimo, anche perché questa qua sicuramente era una delle strade che mandava i legionari dalla pianura dei Veneti romani in tutte le pianure del Norico. Le pianure del Norico era la zona celtica che era al di là delle Alpi, sarà stata al sud dell'Austria. Benon, ascolta, volevo domandarti un'ultima roba. Visto che ti ha fatto un accenno all'Agole, Sì. no? Se potrai magari fare un salto là a visitare anche il sito archeologico e sentire un attimo anche la storia di quel sito, i ritrovamenti che stati fatti là e anche le proprietà dell'acqua, visto che sti legionari si andavano a farsi il bagno all'Agole, è un motivo importante che sarà sta. Però volevo farti un'ultima domanda. Sì. Per l'Agolo non hai nessun problema, mio amico Fiano lei da Celos che è bravo, che sa tanto l'Agolo. Al contorno dell'isola so che ben o male le sta dato una mano da parte dell'Enel, Sì. per portare alla luce questi reperti. Sì. Però per quanto che riguarda il col, sai che non è di proprietà, è un'altra proprietà. Esatto, allora con i primi invasi della Sade praticamente tutto il contorno dell'isola al tomainte del contesto che attualmente è dell'Enel. Al col dell'isola è sempre stato un col di proprietà del comune di Domeie. Tutte le saggi di scavo, non tutte, perché saranno tante vie saggi di scavo a festa, che avevano fatto il piede dell'isola, onde che proprio un attimo fa dicevo che è proprietà dell'Enel, l'avevano proprio attaccato con i fondi che ne ha dato, ringraziando il signor e l'Enel che ne ha dato loro. Però i fondi per fare il saggio di scavo insieme al col dell'isola dovranno essere richieste dal comune di Domeie in quanto proprietario. E il comune da essere il comune di Domeie che fa domanda a questi fondi per avere un minimo di saggio di scavo, a vedere effettivamente se una base in Castelliere sarà un altro ritrovamento importantissimo per il Cadore, interessantissimo anche per il paese di Domeie e di Vallisella. Beh, allora spero anche a questo punto il comune che pensa, perché merita. È certo che merita, anche perché il materiale archeologico non è roba nostra, è roba di tutte, è roba che domani andrà a insegnare la storia ai nostri figli che gliene su, di onde che praticamente gliene assiste loro.